Una Grecia allo stremo sta affrontando un'ulteriore manovra per non finire in bancarotta. Il lavoro del segretario generale dell'OSCE Lamberto Zannier per costruire la pace in Ucraina. In Croazia il ricordo delle vittime del campo di sterminio di Jasenovac provoca nuove polemiche politiche. L'ultimo cappellaio che fa i plis, i tipici copricapi bianchi dei kosovari. In Albania il bunker antiatomico del dittatore Enver Hoxha è diventato un museo. Succedeva questo in piazza Sintagma, ad Atene e in altre città, mentre il Parlamento a notte fonda approvava il nuovo pacchetto di misure chiesto dall'Europa perché la Grecia ottenga la terza tranche degli 86 miliardi di aiuti concessi. Ancora una stretta su pensioni e fisco, votata con una maggioranza di misura. Una carta che 24 ore dopo Alexis Tsipras si gioca sul tavolo dell'Eurogruppo straordinario. Strette di mano e sorrisi, l'Europa è soddisfatta delle riforme, ma per i nuovi aiuti chiede altro tempo. Il giorno dopo tocca sempre al primo ministro rassicurare il suo governo e tutti i greci. Non ci saranno altre misure di austerità, oltre a quelle già concordate per il piano di salvataggio. La decisione che ci aspettiamo dall'Eurogruppo il 24 maggio, non solo promesse, ma azioni concrete per la riduzione del debito, segnerà proprio questo, che la Grecia sta voltando pagina, lasciandosi dietro 6 anni di recessione, 6 anni di buio e infine vede la luce dello sviluppo. Ma ora non è il momento per le celebrazioni. Ora è il tempo per un lavoro duro, costante e metodico. La Grecia ha bisogno di guardare avanti, ma anche dei finanziamenti europei per pagare il prestito del Fondo Monetario e le obbligazioni della Banca Centrale che scadono, come da memorandum d'intesa, a luglio. Ma i partner europei, Germania in testa, vogliono altre garanzie. Anche per Christine Lagarde il Fondo Monetario è risoluto ad aiutare la Grecia a ristrutturare il suo debito, ma pretende basi solide. Ecco perché il 24 maggio gli eurotecnici porteranno un piano con le misure preventive che Atene dovrebbe attuare nel caso non riuscisse a rispettare gli obiettivi di budget. Ecco perché i greci temono altre misure di austerità. Sono 6 anni che il film si ripete. Ogni anno ci sono aumenti di imposte, riduzioni di pensioni e di stipendi, aumenti di contributi a carico dei datori di lavoro. Siamo stati costretti a ridurre il nostro personale. Abbiamo anche ridotto i nostri ordinativi perché le vendite sono calate. Certo, non mi aspettavo che andasse così. Prima delle elezioni hanno detto una cosa e ora si sta facendo il contrario. Purtroppo le cose stanno andando di male in peggio. Per Josh Earst, capo ufficio stampa della Casa Bianca, gli accordi con i paesi creditori prevedevano che la Grecia si impegnasse in una serie di riforme strutturali, cosa che sta responsabilmente facendo, dice, ma sugli obiettivi di budget, avanzo primario dell'1,7 entro l'anno prossimo e del 3,5 nel 2018, anche Washington chiede alla Grecia l'elenco dettagliato per altri 3 miliardi e mezzo di tagli in caso di insolvenza. Per il ministro delle Finanze Euclid Zakalatos una richiesta impossibile e anticostituzionale per il Parlamento greco e per il prossimo Eurogruppo ha in mente misure alternative. Ma Atene sa anche che gli Europartner dovranno chiudere la questione greca entro maggio. Altri disordini ad Atene, con 5 scioperi generali in 4 mesi, impatterebbero negativamente con il referendum Brexit di giugno. Ma soprattutto per contraddire nella pratica quanto Wikileaks ha rivelato attraverso le intercettazioni dei 2 alti funzionari del Fondo Monetario, allungare intenzionalmente negoziati fino a luglio e costringere il paese alla resa. Intanto la Grecia, con le sue casse vuote, guarda i prossimi mesi che faranno lievitare l'unica voce positiva del bilancio, il turismo. Per il resto il rapporto trimestrale dell'ellenica UEB stima una contrazione dell'economia dell'1% e se i creditori internazionali dovessero spuntarla per ottenere nuove misure fiscali aumenterebbe la disoccupazione, già la più alta in Europa, con un ulteriore impatto negativo sui consumi. Terremoto politico in Austria. Si è dimesso il cancelliere socialista Werner Faymann, che per 7 anni ha guidato la grande coalizione formata da socialisti e popolari. Faymann ha lasciato anche la guida dei socialisti. Le dimissioni arrivano dopo la pesantissima sconfitta dei candidati socialisti e popolari nel primo turno delle presidenziali.
Nel ballottaggio, domenica prossima, si confronteranno il candidato del Partito delle Libertà di destra, Norbert Hofer, e il verde Alexander Van der Bellen. Hofer, nella prima tornata, ha avuto il 35% dei consensi, Van der Bellen il 21%. A sostituire Faymann al vertice del Partito Socialista e conseguentemente nella cancelleria sarà l'attuale presidente delle ferrovie austriache, Christian Kern. La pace in Ucraina rimane ancora una chimera, anche se la mediazione dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ha creato dei piccoli spazi di speranza minacciata però dai continui scontri a fuoco lungo la linea di demarcazione tra i secessionisti filorussi e l'esercito ucraino nella regione del Donbass. Scontri che causano molti morti tra i civili. Mercoledì a Berlino si è concluso con un nulla di fatto l'ennesimo vertice dei ministri degli esteri di Russia, Ucraina, Germania e Francia. Il capo della diplomazia tedesca, Steinmeier, ha parlato di progressi nel solo ambito della sicurezza. Non c'è invece accordo su come organizzare elezioni locali nell'Ucraina orientale. La missione OSCE rimane l'unico strumento a disposizione per limitare i danni nel Donbass. Segretario generale dell'organizzazione è il friulano Lamberto Zanier, un diplomatico paziente che per creare i presupposti per la pace nell'Ucraina orientale sta sfruttando la principale caratteristica della sua organizzazione. Nell'OSCE sono presenti con gli europei sia i russi sia gli americani. Negli ultimi giorni abbiamo avuto uno sviluppo relativamente positivo perché c'è stato un cessate il fuoco che ha retto nel periodo della Pasqua ortodossa, negoziato da noi a Minsk. Siamo però preoccupati perché abbiamo visto una tendenza di crescenti violazioni del cessate il fuoco, vediamo una presenza di armamenti pesanti a ridosso della linea di contatto, abbiamo i nostri monitors che ci riferiscono che molti di questi armamenti pesanti che erano stati depositati in aree predesignate sono usciti da queste aree. Nel frattempo a Minsk continuiamo il negoziato sull'attuazione degli accordi, i progressi sono molto lenti. Ma è possibile prevedere elezioni democratiche nel Donbass? Ci deve essere un effettivo cessate il fuoco perché non è ipotizzabile avere delle elezioni credibili in una situazione in cui ancora si spara. Ci dovrà essere una garanzia di sicurezza per i votanti e ci dovrà essere un accordo sulle modalità che ancora manca. Quindi una volta allineate queste condizioni poi serviranno i tempi tecnici necessari per la preparazione, quindi come minimo stiamo parlando di vari mesi direi a questo punto. Il governo ucraino sarebbe disposto a concedere l'autonomia alle regioni separatiste del Donbass? Mi pare che il governo di Kiev sia disponibile a concedere autonomia, ma ovviamente è il tipo di autonomia che è il problema, perché quello che i separatisti richiedono e si attendono da Kiev non coincide con quello che Kiev sembra disponibile a concedere. Su questo nodo si sta focalizzando il negoziato. Mosca e Kiev continuano la trattativa per il rilascio dei prigionieri, in particolare per lo scambio di 2 ufficiali dei servizi di sicurezza russi arrestati in Ucraina con la pilota ucraina Nadia Savchenko. Una trattativa che, lontano dai riflettori, coinvolge direttamente i 2 presidenti, il russo Putin e l'ucraino Poroshenko. Svolgeva attività di fiancheggiamento ai reclutatori nel bellunese Rok Jaubi, lo sloveno arrestato a Lubiana su mandato di cattura internazionale nel quadro dell'inchiesta della Procura distrettuale di Venezia sul terrorismo di matrice islamica. Il giovane in Veneto era in contatto con Ismar Mesinovic e Munifer Karameleschi, il primo deceduto in Siria tra le file dell'ISIS nel dicembre 2014, mentre il secondo sarebbe ancora impegnato nei combattimenti tra le file del terrorismo islamico. Jaubi avrebbe reclutato i 2 per conto dell'imam Hussein Bosnic, che il Tribunale federale di Sarajevo ha condannato a 7 anni di carcere per terrorismo. La storia in Croazia condiziona in modo drammatico la politica. A far discutere è l'atteggiamento perlomeno ambiguo che la Presidente dello Stato Kolinda Grabar-Kitarović e il nuovo governo di centrodestra hanno sulla questione dell'Olocausto.
polemiche che si sono palesate durante le celebrazioni delle vittime del campo di sterminio di Jasenovac, dove gli Ustascia, i collaborazionisti croati, durante la Seconda Guerra Mondiale assassinarono più di 80.000 persone, in massima parte serbi, ebrei, rom, ma anche migliaia di antifascisti croati. Un atteggiamento che ha indotto i rappresentanti della comunità ebraica di Zagabria a boicottare la commemorazione ufficiale delle vittime di Jasenovac, una decisione presa anche dopo una serie di episodi di intolleranza etnica e aggressioni a giornalisti che sia la presidente Grabar-Kitarovic sia il nuovo governo di centrodestra hanno tentato di sminuire e relativizzare. Una situazione scabrosa, tanto che a Zagabria è volato Nicholas Dean, che per conto del Dipartimento di Stato americano si occupa delle questioni legate all'Olocausto. Dopo l'incontro con Dean, la presidente croata ha rilasciato un'imbarazzata dichiarazione. Da budem sasvim jasna. Voglio essere chiara, lo Stato Ustascia ne difendeva gli interessi croati, ne era indipendente. Il regime Ustascia era un regime criminale. L'antifascismo è una delle basi su cui poggia la nuova Croazia creata dal presidente Franjo Tuđman. Voglio attenuare le tensioni per poter onorare in modo adeguato le vittime degli Jasenovac. Una interpretazione che non ha convinto né i rappresentanti degli ebrei né i rappresentanti dei serbi, che hanno commemorato da soli le vittime di Jasenovac, boicottando la commemorazione organizzata dal governo. Ognjen Kraus, presidente della comunità ebraica di Zagabria, a Jasenovac ha pesantemente criticato Tomislav Karamarko, il leader della HDZ, il partito di centrodestra perno della coalizione governativa. Il vice premier Karamarko non ha mai condannato i crimini che sono stati commessi in questo luogo e ha cercato sempre di relativizzarli. Karamarko non ha mai condannato né le leggi razziali né il movimento Ustascia. Il professor Milorad Pupovac, leader della comunità serba in Croazia, offre una lettura politica e storica della situazione. Questi atteggiamenti sono frutto di un'interpretazione estrema dell'ideologia della destra storica croata, che non riconosce minoranze nazionali o linguistiche, ma solo minoranze religiose. È una lettura della società pericolosa, antimoderna. In questo modo si nega il pluralismo etnico ed anche quello politico. Si negano di fatto i valori europei. L'ideologo del nazionalismo radicale è il ministro della cultura Zlatko Hasanbegovic, che appena insediato ha tagliato i finanziamenti alla stampa indipendente, anche al quotidiano della comunità italiana La Voce del Popolo. Cancellati anche i fondi per le organizzazioni che promuovono i valori democratici. Rada Boric è una delle più conosciute attiviste per i diritti civili in Croazia. In ballo non c'è solo la libertà di stampa. L'attacco ai media indipendenti è un atto politico, un programma ideologico che ha come obiettivo la riduzione delle libertà e dei diritti delle persone. Nel gruppo dirigente dell'HDZ, il principale partito di governo, sono sempre più presenti gli inviti a seguire l'esempio dell'Ungheria di Orban e della Polonia di Kaczynski. Afrim entra nel suo piccolo laboratorio situato nel centro storico di Peja Peć ogni mattino, come se ogni giorno avesse tanto lavoro da sbrigare, tanti plis da realizzare, a mano, proprio come vuole la tradizione tramandata da suo padre. Una tradizione che si sta perdendo perché ormai sono solo gli anziani a portare il plis. Afrim è uno degli ultimi artigiani in Kosovo a mantenere viva la tradizione del plis. Lui, come suo nonno e suo bisnonno, continua a realizzare a mano quello che è il simbolo dell'eredità culturale albanese kosovara. In Kosovo lo chiamano plis, termine probabilmente usato già dagli antichi greci per riferirsi al copricapo che portavano alcuni dei o eroi della mitologia classica. Anche in Albania si usa ancora il plis, ma lo chiamano kelesh, da lesh, che significa lana. Ushtrojmë për mbi 40 vite.
È da più di 40 anni che faccio cappelli, un mestiere ereditato da mio padre, e questa continua ad essere l'attività principale della famiglia. Purtroppo però non è più sostenibile, rischia di essere perduta perché ormai solo gli anziani portano il plis e lo portano con orgoglio, perché fa parte del nostro costume nazionale di città e di provincia. Un tempo le famiglie erano molto numerose e in ogni casa si trovavano dai 20 ai 30 plis. I bambini cominciavano a portarli al compimento del quinto anno di età. Il plis ha una storia lunga 2000 anni. Usato anche dagli schiavi in epoca romana, il plis è sopravvissuto fino ai giorni nostri, anche se durante la repressione da parte dei serbi negli anni 90 gli albanesi evitavano di uscire con il plis in testa, e oggi i giovani, che rappresentano oltre il 60% della popolazione totale del Kosovo, non lo portano più. L'artigianato di Afrim è caratterizzata da un'estrema cura per i dettagli. Si comincia con l'infeltrimento. Le fibre della lana di pecora vengono bagnate con acqua calda per poi essere intrise di sapone e sfregate a mano. I plis continuano ad essere realizzati in modo artigianale, non si usano nuove tecnologie. Sono 16 le fasi del processo di realizzazione. Io mi attengo al metodo tradizionale. Per farlo ricevo anche un piccolo contributo dallo Stato, ma vivere di questo, come faceva la mia famiglia un tempo, è comunque difficile. Ci vuole una settimana intera per portare a termine le 16 fasi di realizzazione, un processo lungo che però vale la pena di seguire, proprio come faceva il nonno e ancora prima il bisnonno di Afrim. Una tradizione che probabilmente non sarà più la principale attività di sostentamento della famiglia, ma che entrerà a far parte del grande bagaglio culturale dei figli. Mio figlio ha imparato a fare il plis, ma per forza maggiore ora si occupa di altre cose. Alla fine per me è importante che lui quest'arte l'abbia imparata. È importante avergli trasmesso quello che ho imparato da mio padre, perché in fondo è qualcosa che arricchisce il suo bagaglio culturale. Il cancello si apre su una serie ordinata di lunghi corridoi, poi fotografie, documenti, vecchie divise militari. Diventa un museo, il bunker voluto negli anni 70 da Enver Hoxha, 106 stanze su 5 livelli, un fortino fatto costruire dal dittatore albanese alle porte di Tirana come rifugio in caso di guerra atomica. 2 anni fa la prima apertura al pubblico, ora una nuova esposizione, un progetto di ampliamento con una sezione dedicata alla vita quotidiana durante il regime. Riaprire questi luoghi significa intanto conservare la memoria, e preservare la memoria è il modo migliore per evitare che il passato ritorni, ed è una formula che si apre in tutto il mondo ma che in Albania per molti anni ha spaventato. Tra gli spazi più significativi, la camera da letto del dittatore, una stanza di decontaminazione con filtri per purificare l'aria in caso di attacco chimico, e poi la grande aula che avrebbe dovuto ospitare le riunioni dei vertici politici e militari e che ora è diventata un luogo di aggregazione con manifestazioni e concerti. La stanza che fu di Enver Hoxha è stata quella che più ha impressionato gli albanesi. Per quanto riguarda noi che l'abbiamo curata, invece forse la cosa più curiosa e più emozionante è stata quando un giorno una signora ci ha restituito una porcellana che era appartenuta a Enver Hoxha, che nel 97, quando ci fu una rivolta nel paese e fu saccheggiato anche questo luogo, fu portato via tutto. Vedevo negli occhi di questa donna la sua volontà di contribuire in qualche modo anche alla storia. Il Bunkart è solo uno dei progetti che puntano a recuperare il passato in chiave storica e turistica. Il governo sta aprendo ad esempio la cosiddetta Casa delle Foglie, che era un luogo di persecuzione da parte della Sigurimi, e altri luoghi del genere si apriranno anche nei distretti fuori da Tirana, perché l'idea è proprio quella di creare un percorso storico ma anche turistico per rappresentare ai giovani albanesi e ai turisti che cosa era l'Albania durante il regime comunista. A pochi chilometri di distanza, all'interno del Ministero della Difesa, Vasilio Angari, ex ufficiale dell'aeronautica albanese, ci guida in una piccola area adibita a museo. In mostra mezzi militari degli anni 50 e 60, aerei sovietici e cinesi dismessi dal 2005. Per ogni base abbiamo pianificato il museo, che comprende
tutti i tipi che hanno usato, che hanno fatto operazioni nelle queste basi. MiG-15, MiG-17, 19 e poi 21 che è più alto dalla, diciamo, alto livello della tecnologia. Hanno fatto da 40 anni la vostra missione, adesso dormono, diciamo. Una parte della vecchia flotta aerea sarà venduta all'asta per recuperare fondi da destinare alle forze armate. Iongari ci mostra alcuni velivoli militari custoditi nella base di Rinas a ridosso dell'aeroporto internazionale. Li accarezza con lo sguardo, ricorda le vecchie missioni, senza nascondere una certa nostalgia. Non è facile, è difficile a distaccare il mente da questi mesi che sono la nostra vita.